Si coprono la testa appena vedono la telecamera i migranti ospitati all'ex Zanusso di Oderzo. L'eco di quanto sta accadendo a Cona è arrivato anche qui, dove nessuno, ad iniziare dagli amministratori comunali, sa quanta gente vive sotto alle tensostrutture che dovevano essere provvisorie. Attualmente ancora non siamo a sapere quanti sono in maniera definitiva e per cui gestiamo la cosa a giornata. Fuori dalla recinzione, chi ci vive vicino li descrive così. Li sentiamo, ogni volta si sentono fare rumori così, ma sono come fantasmi della notte, cioè non si vedono, si sentono poco. Un'auto discreta testimonia come la prefettura abbia ordinato l'aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine, ma questo non basta di fronte al timore di una possibile replica trevigiana di quanto successo nel veneziano. Auspico di no, mi auguro di no e sarà nostro compito tenere sotto osservazione perché questo non accada. Timori condivisi anche per l'ex caserma Serena, dove i numeri sono certamente più alti rispetto ad Oderzo. Il timore c'è da quando già 437 erano troppi, i numeri erano troppo alti, l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre espresso. Adesso che sappiamo bene, l'abbiamo saputo dai giornali, che erano oltre 700, il timore è ancora più alto, questo è logico. Certo che non si può mettere assieme tutta questa gente con etnie diverse, religioni, stati, uomini, donne, bambini, tutti assieme per tempi troppo lunghi, perché alla fine un anno e mezzo è un'infinità di tempo senza offrire poi una prospettiva futura. Sindaco che sottolinea come una situazione simile a Cona possa ripetersi soprattutto in strutture come l'ex polveriera del Montello piuttosto che alla Serena. I richiedenti asilo hanno il modo per poter entrare e uscire, non sono isolati come può essere a Cona o come può essere in altri posti d'Italia, quindi hanno una vita tra parentesi normale, no? Timori e tensioni da parte di sindaci e cittadini che si sentono non solo inermi di fronte ai continui arrivi di migranti, ma soprattutto esclusi da ogni decisione presa dalla prefettura. È lei l'unica vera responsabile di questo sistema di accoglienza, cioè io non ci posso nemmeno entrare senza avere l'autorizzazione del prefetto.